È un dolore immenso che non si spegne mai. Cioè, per un spintone io non ho più accanto mio figlio e non posso più abbracciare. Le lacrime scendono. Ioana, la mamma di Lorenzo Cristeo, ucciso a coltellate fuori dalla discoteca Baita al Lago, non si dà pace. Impossibile per lei anche solo capire perché il figlio sia morto a soli 20 anni per un litigio degenerato in rissa e poi terminato nel sangue. Ucciso per uno spintone, ripete, ed è proprio quello il motivo che avrebbe scatenato la tragedia. Il suo pensiero unico è quello per Lorenzo, che oggi lei non può più abbracciare. Lorenzo era una persona buona, cioè, Lorenzo era Lorenzo, per noi altri manca, manca tanto. Le lacrime si fermano in gola, troppo forte il dolore. In aula è presente anche papà Vasile ed un altro parente. Hanno ascoltato le testimonianze che ripercorrono quei drammatici momenti. Ioana ogni tanto china la testa, si asciuga le lacrime. Davanti a lei due imputati, Badr Rouaji e Tabennani. I loro sguardi si incrociano poche volte. I genitori di Lorenzo chiedono giustizia, chiedono venga alla luce tutta la verità di un omicidio che forse ha davvero un motivo banale, uno spintone di troppo, uno sguardo, una parola e la rabbia di giovani che in un attimo hanno distrutto la loro vita e cancellato i sogni di un ventenne.